Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Oltre 20.000 spettatori al Bentegodi per Verona Varese, semifinale di ritorno dei playoff della Serie B-Win. Gialloblu chiamati alla rimonta dopo lo 0-2 dell'andata. Mandorlini confida nel fattore campo, 14 vittorie casalinghe nelle ultime 15 e anche nella voglia di riscatto dei suoi, lanciando il tridente con Gomez ed Alessandro ai fianchi di Ferrari. Nel Varese Marana solo problemi di abbondanza. Rivas e Nadarevic giocano sugli esterni, Neto e Granoce di punta. Dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto in Emilia si comincia. Partenza lanciatissima per la formazione gialloblu come prevedibile. Si parte al settimo con Taxidis che fa le prove generali per il gol, con la sua conclusione dalla distanza, sinistro alto sopra la traversa. Passano 4 minuti e uno scatenato Ferrari, il migliore in campo nel primo tempo del Verona, rifinisce per l'inserimento di Gomez. Bressan, decisivo però in uscita, riesce a contenere in calcio d'angolo. È un monologo da parte della formazione di casa con Jorginho che al 16° finta, libera il destro, conclusione centrale, in bocca a Bressan. Dopo 5 minuti la formazione di casa sblocca il risultato, punizione pennellata di Alfredson. Taxidis prende l'ascensore, palla sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare. E il gol del vantaggio per il Verona, il terzo quest'anno per il 21enne greco in prestito dal Genoa, ultima rete segnata il 30 marzo scorso contro il Cittadella. Premiati gli sforzi del Verona, ma qui comincia effettivamente la partita del Varese. Passano 40 secondi, Nadarevic quasi da 30 metri, palla indirizzata all'incrocio dei pali. Grandissima la risposta di Rafael, che sarà grande protagonista per negare la gioia del gol al 24enne bosniaco. Al 34° altra occasione però per il Varese dopo l'errore difensivo del Verona. Nadarevic a botta sicura e ancora Rafael a tenere in vita i sogni del Verona. Un po' preoccupato Maran, ma il Varese comincia a fare sul serio. Granoce ancora una volta lanciato in contropiede, prova a sorprendere Rafael che non abbocca e contiene nuovamente sul primo palo. Ultima occasione del primo tempo ancora di marca lombarda con la punizione di Kurtic già a segno all'andata, da solo illusione del gol per la conclusione del 23enne serbo. Preoccupato anche Mandorlini perché il Verona perde un po' di smalto, quello mostrato nei primi 25 minuti. Al 56° ancora Taxidis letteralmente indiavolato, la sua conclusione però sull'esterno della rete. Il 21enne centrocampista ci riprova anche al 64°, sempre sul calcio di punizione di Jorginho. Buono lo stacco, non però la mira. Mandorlini inserisce anche Berrettoni per D'Alessandro, ma il Varese punge in contropiede con Zecchini, sinistro verso l'angolo lontano con Rafael che mette in calcio d'angolo. La formazione biancorossa spinge sempre con Nadarevic. Trest si ritrova a 2 metri dalla porta. Colpo di testa, botta sicura. Rafael riesce in qualche modo a salvare la situazione, ma per poco perché dal corner susseguente grandissimo colpo di testa di Christian Terlizzi, 194 cm, decisivo all'andata, decisivo anche al ritorno, palla sotto l'incrocio dei pali nonostante il tentativo di Gomez. È un gol pesantissimo, il sesto in stagione per il 32enne difensore, il quarto pensate nell'ultimo mese per l'ex Catania, che di fatto firma il gol che vale la finale per la formazione biancorossa. E proprio negli ultimi minuti della partita il Varese può addirittura capovolgere la situazione. Ancora una volta Zecchini ne fa fuori 2, sinistro verso l'incrocio dei pali, la mano di richiamo di Rafael nuovamente decisiva. Il Verona perde la testa nel finale, questo fallaccio da dietro di Ceccarelli costa il cartellino rosso diretto al giocatore. Non ha dubbi Massa d'Imperia, brutto fallo su De Luca che ha la grande chance al 93° addirittura per il sorpasso, ma mette a lato. Finisce comunque 1-1 al Bentegodi. Il Verona chiude con amarezza una stagione per larghi tratti fantastica. Il Varese invece prosegue nella rincorsa al sogno Serie A, traguardo che manca da 37 anni, ma oggi forse un po' più vicino.